Rieccoci, l'appuntamento il martedì, l'ultima parte rigorosamente diretta, 20:15, l'appuntamento con il sindaco risponde. Avete già fatto molte domande, ovviamente stiamo sempre attendendo ovviamente nuovi messaggi. Vi ricordo i numeri per interagire con noi: 049 80 777 53 per le telefonate, 345 334 1171 per i messaggi. Il sindaco risponde @gruppo-tv7.com per le email oppure potete mandare i messaggi sulla piattaforma di Facebook, sulla pagina di Reporter, potete fare delle domande al sindaco. Alcuni ragazzi autistici realizzeranno delle pedane con il Lego per abbattere le barriere architettoniche in città. Il comune ha allestito un punto di raccolta Lego sotto Palazzo Moroni. I cittadini sono invitati a portarli per contribuire a questa causa, che è una bella causa. Quindi lo ricordiamo perché è una bella causa e quindi credo sia molto bella questa iniziativa di fare questo lavoro qui. Con l'Ego riciclato, un'iniziativa spettacolare, sono molto contento, orgoglioso quando fanno queste cose. Bello. Lei da bambino ha mai preso il Lego, ha mai avuto il Lego? No, ai miei tempi c'era il Meccano. Anche ai suoi tempi penso. Altro che non ricordo. Siccome sono più giovane di lei ho fatto il tempo anche con Lego. Avevo tutto il Meccano, il Lego per i miei nipoti è stato dopo. Sì, no, è vero, però è davvero molto. È una cosa che nel tempo va in maniera incredibile, veramente. Tutti i bimbi sono affascinati da queste cose. Senta, vabbè, abbiamo visto che questo sicuramente è un'altra bella iniziativa. Palazzo Foscarini. Scusa Giorgio. Sì? Se per voi va bene, è il telespettatore o la telespettatrice che ci aveva scritto sul piano degli interventi, ha mandato un ulteriore messaggio specificando cosa intendesse. Se vuoi lo possiamo mandare. Assolutamente sì. Poi andiamo con il canto a Natale, andiamo. Con la variante al piano regolatore fatta prima delle ultime elezioni comunali, la parte edificabile di un terreno è stata ridotta, per cui il proprietario, per poter vendere o costruire, dovrebbe acquistare i crediti edilizi e quindi ricomprarsi il proprio terreno, specifica variante delle zone di completamento. Ho capito più o meno. Allora, prima il piano di interventi è stato adottato e non... Facciamo così, bevo un concetto d'acqua, vediamo il canto a Natale e poi andiamo a rispondere perché c'è un po' di... Andiamo con il canto a Natale. Signor Sindaco, buonasera, Vigili del Fuoco. Ascolti, abbiamo un problema. Abbiamo un'arena che è sul tetto dell'ospedale che sta ballando con i medici di pediatria. penso aver capito di cosa si tratta.
Ecco qui, molto bello, complimenti a chi ha fatto questo video. Mi hanno detto che all'interno dell'arena c'era una sua assistente, la Jessica, però non si vede bene, quindi cercheremo di scoprire. È troppo alta l'arena. È troppo alta. Cercheremo di scoprire chi c'era all'interno dell'arena. Allora rivediamo, riproponiamo il messaggio. Il sindaco ha preso un po' d'acqua, dunque riprendiamo il messaggio e il sindaco risponde alla domanda della nostra telespettatrice. Prego sindaco. Allora, intanto il piano di interventi è stato solo adottato, stiamo attendendo tutte le osservazioni di cittadini, varie categorie, di persone possono fare osservazioni. Tecnicamente è un po' difficile rispondere a questa cosa, è vero che l'obiettivo è costruire meno, non occupare territorio, ristrutturare alloggi, immobili, per cui fa parte anche della logica del consumo del territorio. Non voglio entrare nel tecnico, è molto complicato. Mi serve solo di fare chiamare il signore, non so chi sia, spiegare esattamente qual è il problema, in modo tale che siamo disponibili anche a confrontarsi assolutamente. Perfetto, credo sia stata chiara la risposta. Dopo prendo il numero di telefono. Grazie. Sì, c'è il numero, poi la Jessica e Dennis ovviamente prenderanno il numero e la contatterete. Palazzo Foscarini, sindaco? Palazzo Foscarini già ha cominciato intesa a lavorare, se avete visto già. Ovviamente l'auditorium. No, sono due parti. Il Palazzo Foscarini verrà fatto l'ampliamento della scuola del Pollini e due terzi verrà fatto la banca di prestigio Intesa San Paolo, che ringrazio per il finanziamento che ha dato per strutturare completamente il Pollini, che verrà raddoppiato. E penso che a fine anno si trasferiranno gli alunni e i professori a Tencarola, su un asilo che era attivo fino a poco tempo fa, e ringrazio la Curia che l'ha messo a disposizione. Saranno 2 anni di lavori che cominceranno a grandi linee verso febbraio-marzo, 2 anni di lavori per ristrutturare il tutto e ampliarlo, in collaborazione con Intesa, devo dire anche con l'aiuto della fondazione, che ha aiutato molto in termini economico, per cui sarà raddoppiato la scuola, verrà fuori una cosa magnifica. Oggi è un posto, devo ammettere, indecoroso, parliamo della scuola, per cui che sarà in piazza Ermitaña. Leroy Merlin, sindaco, era stato ovviamente... È stato consegnato? Leroy Merlin ha detto erano aumentati i prezzi, aspettiamo per partire, com'è la situazione? Ma dovrebbe cominciare, il lavoro è stato consegnato, penso che gennaio, febbraio, non so, è un problema privato, nel senso non è che sindachiamo su questo, è stato consegnato ufficialmente, per cui partiranno gennaio, febbraio, marzo, non so questo. E poi abbiamo sempre le richieste dei nostri telespettatori che per Padova ci sono i monopattini messi nei marciapiedi. Però abbiamo l'assessore della sicurezza, Diego Bonavina e Aragona, alla viabilità, ha dato una risposta molto importante che auspicavo anch'io. Chi parcheggia male i monopattini, in biciclette servoassistite sarà penalizzato in termini di bonus, non sarà una multa, che sia chiaro. Se a credito invento 10 euro, tolgono 5 euro. Per cui, 5 euro, però le faccio... No, sto dicendo una cifra ipotetica. No, però le faccio indipendentemente dalla cifra. E se io faccio e metto male il monopattino perché sono maleducato, che questa è la prima cosa, quando ho finito il mio budget all'interno non pago nulla. No, però contiamo molto sull'educazione delle persone, sui ragazzi. Devo dire, stanno migliorando molto, sta migliorando moltissimo questo aspetto dell'educazione. In più, penalizzando solo l'aspetto economico, mi auguro che sarà fatto. No, è una bella iniziativa, solo che magari uno dice sia maleducato, termina ovviamente i soldi che ha all'interno. No, non è che termine il credito, lo mette apposta, è un po' di educazione che va è un problema di... Pensate però, se non avessimo un monopattino, biciclette elettriche, servoassistite, la viabilità cosa sarebbe? Un disastro, perché con tutti gli studenti che abbiamo sarebbe micidiale. Sono d'accordo, sono d'accordo. Un po' di pazienza, un po' di rispetto di chi usa questo mezzo nei confronti degli altri. L'educazione non si va sotto i polsi, non si parcheggia mai, sono mamme, bambini, i potenti, i ciechi, siamo attenti. 3 messaggi, andiamo con il primo, Dennis.
Buonasera signor Sindaco, chiedo se in futuro potrà essere realizzabile una linea del tram che colleghi le terme di Abano a Padova, come c'era un secolo fa, tram elettrico da Piazza Duomo ad Abano e addirittura a Torreglia. Grazie. Magari. Queste cose, magari, dico magari, queste cose costano moltissimo e si fanno solo se aiuta lo Stato. Per l'amministrazione comunale è impossibile farlo. Sarebbe bello, devo dire che Abano ha fatto le richieste ai sindaco di una cosa del genere, come Ponte San Nicolò. In termini di progetti ci siamo, tipo Ponte San Nicolò. Non è stato nemmeno ipotizzato attualmente Abano. Però sarebbe bello. Sarebbe molto 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 bello. Andiamo con l'altro messaggio, Dennis. Buonasera, mi chiamo Carlo. Volevo chiedere al sindaco che progetti ci sono nell'area funghi, la peggio area privata di Padova, che il sindaco conosce bene. Ho fatto un'ordinanza settimana scorsa, vado a memoria, 10 giorni fa, per far sì che non ci siano rumori oltre le 22 di sera. È un'area molto particolare in cui abbiamo dedicato molte risorse, devo ringraziare anche forze dell'ordine e polizia locale che attenziona in continuazione a quest'area. Io so che è un'area difficile, so che è mirato anche moltissimo, abbiamo interrotto anche la strada per cercare di far sì che venga utilizzata meno. Oggi il problema è la musica e in continuazione anche a ore particolari, per cui è stata un'ordinanza in cui possono intervenire le forze dell'ordine per multare o addirittura chiudere le eventuali chiese o bar o ristoranti e via dicendo. Io spero che questo funzioni come ha funzionato, però nell'estate mi auguro, spero così. È un'area difficile e la stiamo gestendo. Terzo messaggio. Buonasera sindaco, abbiamo visto che c'è il progetto del nuovo ospedale. Quando sarà pronto? Il progetto del nuovo ospedale sarà pronto in 6-7 anni. Devo ringraziare la Regione, devo ringraziare veramente l'impegno che sta mettendo la Regione. Hanno già iniziato a fare pediatria. Pediatria sarà pronta tra 2 anni circa. Dopo cominceranno dietro l'ospedale della mamma. E poi sempre nell'area di via Giustiniani sarà abbattuto, ma prima di abbattere qualcosa abbiamo terminato a Padova Est, sarà fatta la torre dove sono attualmente le cucine, sarà ovviamente il policlinico, sarà un'area veramente importante, saranno 900 posti in via Giustiniani, 900 posti a Padova Est, sarà un ospedale a livello europeo, di cui devo ringraziare la Regione, il Presidente Zaia, il dottor Dabben, il dottor Flo, l'Università, il professore Rissuto, ma c'è stata una collaborazione incredibile, però chi è veramente l'autore, devo dire, è il Presidente Zaia. Ecco, concludo sindaco. E il finanziamento viene dalla Regione, certo, concludo per ricordare così la situazione prandina, perché ci hanno chiesto se nel periodo di Natale verranno riaperti i posti gratuiti oppure se continuerà così e cosa sarà in tempi brevi di quel luogo lì. No, per quanto riguarda il parcheggio non ho idea, sarà l'assessore Ravona che propone qualcosa, però immagino che a breve risolveremo il progetto. Sto cercando la collaborazione di tutti, non è idea mia, stiamo interfacciando con Vice Sindaco, con Ragona, con Bressa, con i cittadini, con tutti quanti, per fare una cosa importante. È una zona pregiata di Padova. Vi ricordo che è vitale la soprintendenza che deve darci l'opinione. È un'area protetta, non solo i 3 edifici, ma tutta l'area. Io penso che abbastanza rapidamente cercheremo di trovare una soluzione. Va bene, siamo in chiusura, davvero noi ci vedremo ovviamente martedì prossimo con il sindaco, abbiamo risposto ovviamente a tutte le domande dei nostri telespettatori, vi ricordo ancora i numeri per prenotarvi, 049 807753 per le telefonate, 345 334 1171 per i messaggi, però vi leggo di nuovo i dati per ricordarvi che abbiamo anche ovviamente l'email, il sindaco risponde @ gruppo
tv7.com. Se durante la settimana avete dei quesiti, delle domande da fare, mandate a quell'email e noi martedì prossimo le leggeremo assolutamente. Grazie Sindaco. Grazie a voi, buona serata a tutti. Invece vi invito a seguire l'informazione di TV7 con iReporter e vi auguro una buona serata.